Rieccoci cari telespettatori e supportati da FNP CISL, in modo particolare dalla segretaria Tina Cupani, segretaria generale dell'FNP CISL del Veneto, ben ritrovata. Grazie. E poi collegati con il professor Domenico Rosario Cuda, presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria della SIAF, professore straordinario di otorinolaringoloiatria Università di Parma, direttore dell'unità operativa di otorinolaringoloiatria dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Ben arrivato professore. Grazie, ben trovati. Parleremo di un tema molto importante che purtroppo riguarda tantissime persone, anche giovani, sempre più tra l'altro giovani, ma i giovani hanno tempo di accorgersene e di provvedere se non altri genitori possono aiutarli. Quando parliamo di persone che hanno una certa età, sono anziani, alcuni non autosufficienti o comunque vanno verso un decadimento fisiologico anche di carattere cognitivo, non sentirci, avere una forma di ipoacusia, ovvero di sordità, è estremamente grave. Allora FNP CISL come sempre si prodiga per fare delle campagne, chiamiamole così, di sensibilizzazione nell'ambito anche della salute oltre che del sociale. È per questo che abbiamo l'onore e il piacere di avere un illustre professionista come il professor Cuda che ci darà una mano, vi darà una mano anche a comprendere quanto è importante intervenire, vero segretaria? Sì, è verissimo. Noi ci siamo spesso trovati qua in queste trasmissioni a ragionare di prevenzione collegata all'invecchiamento attivo della popolazione, all'invecchiamento in salute. Però spesso ci siamo concentrati più su questioni di tipo fisico che si legava anche alla non autosufficienza. Oggi invece ci concentriamo su un problema così delicato, perché c'è come noi registriamo da parte degli anziani un tentativo sempre comunque di giustificare, di essere da questo punto di vista non particolare attenti ad un tema come questo, perché convinti che non sia da un punto di vista di prevenzione e di cura della propria salute particolarmente importante. E invece è esattamente il contrario, anche perché quando noi abbiamo comunicato che ci sarà questa trasmissione, buona parte delle persone ci hanno chiesto di avere riferimenti per collegarsi e a volte basterebbe far capire a loro che così come è importante prendersi gli occhiali perché non ci si vede e quindi non vedendoci si resta un po' isolati, si è in difficoltà, si è in una situazione di disagio, la stessa identica valutazione deve essere fatta dal singolo o dai familiari che aiutano il singolo. Anche da questo punto di vista io non ci sento, ho un problema, devo superare questo ostacolo e mi devo mettere nelle mani di chi è in grado di risolvere questa mia situazione e di aiutarmi ad essere dentro il mondo in cui vivo, attivo socialmente, ma anche evitare problemi che sicuramente verranno affrontati proprio dal medico in questo incontro. Quindi prevenzione e per noi prevenzione vuol dire anche protezione che ogni singolo deve cercare su se stesso e noi lo accompagniamo su questo. Assolutamente. Dopo darò ancora la parola per altri momenti di riflessione. Per loro aspettano molto. Infatti, aspettiamo, allora le vogliamo subito passare la parola. Innanzitutto, quello che mi ha colpito che diceva la segretaria, e forse lei può iniziare anche con questo aspetto, è un fattore culturale, è vero, perché che un bambino, c'è uno fin da piccolo, o che un adulto si metta gli occhiali, si faccia un intervento di cataratta, anche più giovani, perché ce ne sono anche cinquantenni che lo fanno, non sconvolge assolutamente, mentre sconvolge notevolmente e sono tutti reticenti a doversi mettere un apparecchio acustico. È un fattore culturale principalmente, professore? Sì, è un fattore culturale, devo dire che è anche il frutto però di tanti atteggiamenti sbagliati che
avuto anche la grande distribuzione, no, degli apparecchi acustici, per cui si è creato questa specie di sinonimo: ipoacusia, cioè difficoltà uditiva, uguale apparecchio acustico. Questo però è sbagliato, perché noi non dobbiamo dimenticare, ecco, questo credo che sia un messaggio che i nostri ascoltatori devono recepire molto bene, che l'ipoacusia è un sintomo, ma la malattia è un'altra cosa, e la malattia in questo caso è una malattia dell'orecchio. E le malattie dell'orecchio poi sono molto diverse fra di loro. È chiaro che nell'età avanzata diciamo, la probabilità di avere un disturbo uditivo è molto elevata. Lo vediamo in questi grafici, vedete, sembra di salire sulle vostre Dolomiti, no? Man mano che si va avanti con gli anni aumenta in maniera incredibile la percentuale di soggetti che hanno un difetto uditivo. Sopra gli 80 anni, praticamente sopra gli 85, una persona su due possiamo giocarci, fare una scommessa che abbia un disturbo uditivo. Però questo non è strettamente collegato all'età in sé, ma rappresenta semplicemente un accumulo continuo di agenti lesivi che agiscono sulle cellule dell'orecchio interno. Se uno fosse vissuto, faccio per dire, in situazioni ideali, senza esposizione al rumore, senza utilizzo di farmaci, in condizioni nutrizionali perfette, eccetera, non avrebbe un deficit uditivo così grande. È chiaro che c'è una piccola quota effettivamente legata al fenomeno dell'invecchiamento, che è caratteristica di tutti i tessuti, però conta molto vedere come ci si è arrivati a quella fascia di età, perché si accumulano i fattori di rischio. Purtroppo le strutture dell'orecchio interno non hanno la capacità di rigenerarsi o di proteggersi da sole, per cui alcuni soggetti prendono una strada molto più di degrado rispetto ad altri. Quindi il primo concetto è: ipoacusia non significa protesi acustiche, ipoacusia è un sintomo, bisogna fare la diagnosi, perché magari il soggetto ha qualche fattore di rischio su cui si può lavorare. Pensiamo ai diabetici, pensiamo a certi farmaci che hanno un effetto ototossico e che nel lungo periodo accentuano questo disturbo, quando magari banalmente sostituendo il tipo di farmaco si può ridurre l'impatto di questa terapia. Quindi non diamo per scontato che avendo un difetto uditivo dobbiamo andare per forza a mettere le protesi. Il primo step, il primo passaggio importante è sempre quello di cercare dei medici competenti, ce n'è in ogni territorio. In Veneto poi insomma c'è una tradizione di medicina audiologica davvero molto, molto seria, molto importante, sia nei centri universitari che non. Ecco, i numeri, proviamo a vedere un po' i numeri, ecco, giusto per... Sì, infatti questo è anche interessante. Su qualcosa, sì, vedete, 7 milioni e 200 mila persone si stima che ci siano in Italia, e 2 milioni e 600 persone siano i soggetti che utilizzano apparecchi acustici, quindi il 4,4% della popolazione. Vedete che c'è uno scarto, no, tra questo 4,4% e il 12,5% della popolazione. Gli audioprotesisti dicono che per la differenza di questi due numeri si tratta di pazienti che dovrebbero avere gli apparecchi acustici. Non è detto, non è così. Molte di queste forme sono davvero forme lievi, in cui davvero forse è eccessivo pensare alla protesizzazione acustica, però certamente esiste un'area grigia in cui lavorare. Gli specialisti ci sono, vedete, abbiamo 4.500 fra otorinolaringoiatri e audiologi, che sono figure di medici, ci sono i logopedisti, ci sono 1.200 audiometristi, vedete un numero molto più grande di audioprotesisti. Paradossalmente abbiamo più audioprotesisti che non audiometristi, che sono quelli che invece dovrebbero caratterizzarlo per bene il disturbo. Sì. Il mercato, vedete, è di 500.000 protesi acustiche all'anno, che è un numero davvero molto elevato. Quindi il vero problema è: ma perché c'è questo gap, perché c'è questa forbice tra il numero così alto di ipoacusici e il numero che sembra apparentemente basso di soggetti che portano gli apparecchi acustici? Beh, allora, intanto diciamo c'è questa
associazione mentale, no? Ipoacusia uguale apparecchio acustico uguale vecchiaia, e non è così, perché il vecchio che invecchia, la persona che invecchia bene, in salute, eccetera, che quindi inizia molto presto a pensare alla propria età avanzata, beh, certamente ha meno declino uditivo, quindi sarebbe molto importante parlare ai giovani per prevenire questo problema. Ecco, professore, la fermo un secondo, L'altro elemento professore, è... la fermo solo un secondo, perché prima che qua diventa molto interessante una cosa, quindi stiamo parlando di prevenzione. Non perde il segno, però solo per rispondere a questo. Lei prima ha accennato all'alimentazione, l'ambiente, eccetera. Ci sono delle, o magari portare la cuffia, esatto, portare le cuffie ad alto volume come fanno i giovani, ci sono delle abitudini o certi farmaci, lei diceva anche il diabete, ben definiti, ormai codificati, che lei ci può menzionare sommariamente, perché non possiamo entrare a fare l'analisi specifica, però che possono aiutare a mettere in allerta chi ci ascolta per capire, attenzione, forse sbaglio su questo e devo preventivamente orientarmi da un'altra parte, proprio in un flash. Certo, bene, allora ci sono molti farmaci apparentemente innocui e certamente lo sono nel breve periodo, però utilizzati per tempi molto lunghi, soprattutto con il tasso di sopravvivenza, grazie a Dio, che abbiamo oggi, che nel lungo periodo diventano nocivi. Per esempio la banale aspirinetta, no? L'aspirina, nel lunghissimo periodo ha effetti ototossici, è una cosa nota, può facilitare l'insorgenza dell'acufene, può condizionare il declino, una certa quota di declino uditivo in tempi molto lunghi. Alcuni diuretici hanno lo stesso effetto, e ditemi voi quale iperteso in Italia non prende il diuretico, no? Alcuni diuretici possono dare, quindi da fare attenzione sulla molecola che viene prescritta, alcuni antibiotici, ma quelli già sono più noti, anche l'innocente, no? L'innocentissima eritromicina può dare luogo a dei deficit uditivi. Quindi ci sono davvero tante, non parliamo poi se si ha la necessità di fare terapie per problematiche specifiche come la tubercolosi, perché ahimè sta ritornando in Italia, o la malaria, o delle terapie antitumorali. Ecco, quindi il tema della prevenzione da farmaci ototossici è un tema molto importante e non è affrontato in maniera appropriata. Invece fattori ambientali, è il classico usare le cuffiette, ascoltare la musica, il televisore a volume alto, abituarsi ad alti volumi, può essere dannoso, e anche certi alimenti possono, lei diceva, saper mangiare bene, non controllare il diabete per lungo tempo, incide? Assolutamente sì, tutti i fattori di rischio cardiovascolari. Ecco, io penso che qui i nostri ascoltatori siano già molto più esperti o comunque consapevoli di queste cose. Allora, avere dei fattori di rischio cardiovascolari, quindi il diabete, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia tra gli altri, la vita sedentaria, l'obesità, eccetera, il fumo, ecco, tutti questi fattori che sono associati ad alto rischio cardiovascolare, ebbene, sono associati anche a più elevato rischio di declino uditivo. Ma il motivo è molto semplice, perché cambia l'ossigenazione tissutale, si attivano quei meccanismi ossidativi con poche capacità antiossidative, cioè di protezione dei tessuti, e quindi si va incontro a questo declino inesorabile, lento ma inesorabile. Ecco, quindi in sostanza bisogna cominciare a pensarci negli anni precedenti in maniera da fare un invecchiamento in salute davvero valido, e sicuramente riusciremo ad attenuare l'effetto dell'ipoacusia. Quindi ecco, a me interessa passare il messaggio che la ipoacusia non è un problema degli audioprotesisti, che io li rispetto, per l'amor di Dio, tutti abbiamo famiglia, tutti abbiamo una professionalità, ma a volte sono un po' rapaci, no? nei confronti della persona anziana. Chi è che non ha ricevuto una lettera a casa? Si informano all'anagrafe, e tutti nati prima di una certa data spediscono le lettere, perché sanno benissimo che nel mucchio qualcosa prendono. Ma questo è un atteggiamento rapace. Qui il problema è un problema di cultura medica.
di consapevolezza e Certo. bisogna fare una diagnosi. A volte capita di vedere dei pazienti che hanno seguito questa scorciatoia, che si presentano con degli apparecchi che hanno acquistato anche con dei sacrifici e a cui noi poi li vediamo e facciamo magari delle diagnosi anche importanti di patologie dell'orecchio. Insomma, ecco, non dimentichiamo mai che il passaggio dovrebbe essere medico e poi dopo audioprotesista. Certo, la interrompo un I attimo canali perché migliori. sì. La interrompo solo un secondo perché c'è la segretaria che deve fare una domanda. Mi era interessata la sottolineatura che lei faceva sulla questione anche respiratoria. Che una respirazione non sufficiente, non una buona respirazione può comportare anche difficoltà da un punto di vista uditivo. Le faccio un esempio, siccome era stata anche raccontata a me fatta questa osservazione, una difficoltà legata magari a turbinati o a polipi nasali che di fatto limitano un'efficace respirazione, poi possono comportare anche come concausa anche un problema poi sull'udito. Ecco, qui dovremmo sgombrare subito il campo da questa cosa, perché un po' di ostruzione nasale che si associa per l'appunto ai polipi, ai turbinati, ecco, può dare dei disturbi, ma sono più disturbi di orecchio medio, perché l'orecchio medio che si ventila attraverso la tuba di Eustachio, che è quel canalino che collega il naso all'orecchio medio, può determinare quel senso di ovattamento, può facilitare l'insorgenza di un'otite catarrale, però difficilmente si traduce in quel tipo di ipoacusia di cui soffrono le persone di età avanzata, che è prevalentemente una ipoacusia di tipo sensoriale, cioè vengono meno le strutture nervose dell'orecchio interno, le cellule, le terminazioni nervose del nervo uditivo, quindi sono due fenomeni diversi che certamente possono contribuire ad accentuare il quadro clinico. Ecco, per quanto riguarda invece altri problemi respiratori, allora quelli sì, pensiamo per esempio alle apnee notturne, pensiamo all'insufficienza respiratoria del paziente con BPCO. Ecco, ricordiamo che l'orecchio è una delle strutture del corpo umano che consuma più energia, perché lavora sempre, è un po' come il cuore, no? Il cuore, guarda, se si fermasse, ma neanche l'orecchio si ferma mai, anche mentre dormite continua a lavorare ed ha un consumo energetico, naturalmente rapportato alle dimensioni, straordinario, per cui qualunque riduzione del tasso di ossigenazione del sangue ha delle ripercussioni sul nostro orecchio. Chiaro. Professore, Quindi, per esempio, i soggetti che hanno le apnee notturne hanno un maggior rischio di sviluppare, di accentuare l'ipoacusia. ecco, un'altra cosa, gli acufeni, che sono un problema anche abbastanza frequente, credo sia anche molto fastidioso tra l'altro, sono sintomo di qualche cosa, possono trovare attualmente una soluzione allo stato dell'arte delle tecnologie applicate alla vostra specialità di medicina, come sono definibili? Bene, gli acufeni, diciamo, sono l'altra faccia della medaglia del danno alle strutture dell'orecchio interno. Provando a semplificare al massimo, se io ho l'orecchio interno, d'accordo, con un piccolo danno, le strutture nervose trasportano meno segnale al cervello e questo determina l'abbassamento uditivo. Ma una volta che alcune aree del cervello naturalmente mi riferisco alla parte deputata ad elaborare le parole, i suoni, la parte uditiva del cervello. Una volta che questo segnale non arriva bene al cervello, alcune strutture sulla corteccia, sotto la corteccia cerebrale, aumentano la loro scarica, aumentano la loro sensibilità, perché vorrebbero prendere ciò che non arriva più. E si verifica quel fenomeno che io penso tutti gli ascoltatori abbiano sperimentato quando si sta in automobile, si ascolta l'autoradio, magari con la modulazione di frequenza, si sente una bella canzoncina veneta o nazionale, quello che volete, si va in galleria, d'accordo, e la canzoncina scompare e comincia a comparire quel rumore di fondo. No? Ecco, quel rumore di fondo non è altro che il circuito della vostra radio, il sintonizzatore che
non ricevendo più segnale dall'esterno, aumenta, diventa super eccitabile nei propri circuiti e voi arrivate a percepire il rumore di quei circuiti. Ecco, l'acufene è un qualche cosa di simile. Quindi è un fenomeno che si sviluppa nel cervello in seguito al venir meno di alcuni segnali che vengono dall'orecchio interno. Ecco perché sono due facce della stessa medaglia. Ed ecco perché se c'è un abbassamento di udito, cercare di compensarlo, per esempio con gli apparecchi acustici, già è un primo passo verso il trattamento dell'acufene, perché indubbiamente si ha una riduzione abbastanza significativa della percezione di questo disturbo. Ma io vorrei però a questo punto lanciare un altro messaggio molto importante ai nostri ascoltatori, ossia il fatto che abbiamo detto, no, che bisognerebbe pensarci un pochino per tempo, no? Questo è rivolto soprattutto a quelli un pochino più ai giovani anziani, ecco. Ma l'altro aspetto importante è che la ipoacusia non interferisce unicamente con la comunicazione. Ecco, prima si faceva riferimento in una chiacchierata che era avvenuta un attimo prima sul fatto che durante alcune trasmissioni non si percepiscono, non si capiscono le domande, eccetera. Quello è un chiaro esempio, no, di disturbo della comunicazione, ma la perdita uditiva nell'età avanzata si caratterizza Aspetti che anche l'abbiamo per altre binaria tendenza verso la depressione. Ecco, questa è una cosa molto strana che ha colpito sin da subito i ricercatori, i medici. Ma perché l'ipoacusia nell'anziano è così associata alla depressione e magari un disturbo visivo no? Questa è una cosa molto importante da sottolineare, perché il suono tocca delle corde nella nostra percezione che assolutamente non hanno nulla a che fare con quelle toccate dalla sensazione visiva. Tocca delle corde molto profonde, le corde emotive, delle corde, la sensazione per esempio del tempo che passa, la sensazione dello spazio, la sensazione di vita è veicolata più dagli influssi uditivi che non da quelli visivi. Voi provate a togliere l'audio ad un film, insomma è una cosa surreale, è molto sgradevole. È sgradevole anche spegnere il video, cioè oscurare la TV, ma voi con l'audio che continuate a sentire non avete quella sensazione di totale isolamento, anzi quell'audio che voi sentite vi arricchisce, vi fa aumentare la fantasia. Pensate agli audiolibri. Gli audiolibri stanno andando molto in voga perché ascoltare un libro invece di leggerlo vi stimola molto di più la fantasia. Pensate all'effetto che può avere la musica. Voi parlate con una persona, viene fuori una canzone di Battisti, dico Battisti perché magari, ecco, qualcuno di voi se lo ricorderà ancora molto bene, e vi evoca mille ricordi, il cervello lavora, viene stimolato, mentre voi continuate a parlare c'è una parte di voi che riscopre sensazioni, vengono in mente chissà che quante altre cose. In altri termini, lo stimolo uditivo è vita. Se voi togliete lo stimolo uditivo, perdete vita, paradossalmente perdete più colore nella vostra vita, abbassando la stimolazione uditiva che non quella visiva. Ecco, questo è il motivo, l'importanza dello stimolo visivo che ci va a toccare delle corde così profonde, emotive, affettive, viscerali quasi. Il motivo per cui è molto molto facile che la persona con deficit uditivo in età avanzata vada verso la depressione, vada verso l'isolamento e in ultima analisi vada verso il declino cognitivo, perché si perde l'interesse pian pianino verso le cose. Uno evita di andare a fare la spesa perché si trova a disagio, uno evita di andare al bar perché c'è troppa confusione, ha paura di non capire. Insomma, non è solo disturbo di comunicazione, è un elemento dannoso
per il nostro stato cognitivo e per il nostro benessere psichico, la perdita uditiva. Ecco perché dobbiamo guardarla in maniera diversa. Lasciamo perdere l'istintiva antipatia che ci fanno coloro che ci vogliono vendere gli apparecchi acustici, però pensiamo a noi stessi, perché non facciamo l'errore opposto. Tra le altre cose è più facile, è documentato che vi è un maggior rischio di cadute a terra, che c'è una maggiore ospedalizzazione e consumo di risorse sanitarie se il difetto Certo. uditivo non è corretto. Tante evidenze, ecco, usiamo questo termine un po' specifico, no, selettivo, tante evidenze cliniche che insomma l'ipoacusia costi al paziente, ma costa anche alla società. Certo, volevo chiedere una L'ipoacusia non cosa. trattata. Bravissima. Volevo chiedere una cosa, lei ha accennato anche le cadute e quindi la stabilità. Può un disturbo acustico, per semplificare al massimo, provocare appunto un'instabilità della persona, una difficoltà a deambulare e conseguentemente tutto quello che comporta, se non curato opportunamente, se non trattato? Cercherò di essere molto semplice perché sono concetti anche un po' complessi dal punto di vista della fisiologia, però proviamo a semplificare al massimo. Intanto diciamo che l'orecchio interno contiene sia una parte deputata all'udito, sia una parte deputata all'equilibrio. Ora, molte di queste patologie di cui stiamo parlando hanno un meccanismo comune per cui sono coinvolti l'uno e l'altro, quindi in parte questa difficoltà, questo rischio di maggiore di cadute può essere legata a queste patologie comuni, ma c'è un altro meccanismo molto importante, ossia il soggetto per non cadere deve avere una mappatura dello spazio, no? Ora, il concetto del navigatore ormai penso che i nostri ascoltatori ce l'abbiano tutti sanno che cos'è un navigatore, ti metti in macchina e ti aiuta a trovare la strada giusta perché ha immagazzinato nella sua memoria tutte le strade, le stradine, le svolte a destra, vai a sinistra, eccetera. Il nostro cervello ha un navigatore molto più sofisticato di quello che voi avete nell'auto. Il vostro cervello ha una mappa incredibile della vostra casa, delle vostre scale, dei marciapiedi che fate ogni giorno. E come le costruisce queste mappe? Solo con la vista? Sì, con la vista, ma non solo con la vista, con tutta la vostra esperienza corporea e anche e soprattutto con i suoni. Voi lo spazio che avete alle spalle ce l'avete ben presente, ma non lo vedete. Come fate a percepire lo spazio dietro le spalle? Lo percepite perché percepite i suoni che avete dietro, quindi il vostro cervello immagazzina tutte queste informazioni. È chiaro che se l'influsso uditivo viene meno, voi avete uno spazio a metà, avete uno spazio più ridotto. È vero, poi si può aiutare con la vista, ma pensate di notte quando, ecco, magari ci alziamo per andare in bagno, d'accordo, uso il plurale, ahimè, ecco, ci alziamo per andare in bagno, beh, insomma, ci dobbiamo aiutare con qualche lucina, se no davvero rischiamo di andare a sbattere a destra e a sinistra. E il giovane no, invece, perché? Perché la mappa è più efficiente, perché i sensori permettono di immergersi nello spazio anche in assenza di vista, sfruttando queste mappe e sfruttando quei piccoli rumori, l'eco dei passi che facciamo e ci fanno trovare la strada giusta. Chiaro. Professore, siamo un po' in chiusura, volevo che appunto la segretaria potesse fare ancora un'altra domanda. No, più che una domanda è una riflessione rispetto al percorso che noi dovremmo fare come sindacato di pensionati nei confronti anche della regione, quindi quando si vanno a definire i percorsi di prevenzione, cominciare a considerare anche quello sull'udito, quello legato a questa patologia, non è patologia il termine sbagliato, a questa situazione di convincere anche la Regione di inserire pacchetti di prevenzione anche sotto questo punto di vista. E l'altra questione che io volevo sottolineare, perché è un po'
un tema ricorrente è il costo di questi ausili, nel senso che sono costi altissimi e le famiglie si trovano in difficoltà e qua bisognerebbe sicuramente ipotizzare sempre nella contrattazione con la Regione delle modalità per calmierare i costi di questi ausili, perché io conosco bene i costi che ci sono e credo che una famiglia in difficoltà ha anche poca possibilità di poter accedere a tutto questo, perché veramente sono costi importanti, almeno che non siano i soliti amplificatori, insomma, di bassa qualità, che certamente non aiutano, anzi convincono forse la persona che era meglio non utilizzare l'ausilio predisposto. Ecco, il nostro compito nei confronti della Regione su questo, io credo che anche dall'esposizione della medico ci indichi anche sotto questo punto di vista un percorso che dobbiamo assolutamente fare. Infatti credo che sia molto importante. Professore, noi siamo in chiusura, vuole fare una battuta di chiusura prima di lasciarci? Speriamo di poterla poi rincontrare anche in queste situazioni un po' a distanza, però sempre utilissime. Prego. La battuta di chiusura è che abbiamo visto che l'ipoacusia non trattata influenza pesantemente non una, ma 3, 4, 5 dimensioni dell'invecchiamento in salute, le cadute, no? Il benessere psichico, eccetera. Paradossalmente non è prevista nei piani di invecchiamento in salute, quindi dobbiamo fare davvero molta pressione col decisore politico per far inserire questo tema. Il tema dei costi, è vero, è fondamentale, perché non tutti avranno bisogno di un apparecchio acustico, ma sicuramente molti sì. Ecco, il tema dei costi è stato affrontato negli Stati Uniti con una operazione coraggiosissima, che è quella di validare i cosiddetti OTC, le protesi OTC. OTC significa over the counter, che uno può comprare, può acquistare liberamente. Bene, sono riuscito ad arrivare a dei costi bassissimi. E io mi auguro che o calano i prezzi ma in altra maniera, o se no forse è il momento di essere coraggiosi anche noi. Grazie per l'attenzione. Grazie professore, le auguriamo veramente buon lavoro per i suoi tantissimi impegni e naturalmente anche di ottenere anche altri successi e riconoscimenti, non li abbiamo menzionati ma veramente lei e la sua equipe ne avete ottenuti moltissimi, quindi la ringraziamo, la lasciamo alla sua serata. Segretaria, ci lasciamo però con un messaggio costruttivo, un nostro impegno molto costruttivo e importante della Regione di affrontare anche questo tema e collegarlo anche a un contenimento di costi. Questo è l'altro aspetto rilevantissimo. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, grazie naturalmente all'FNP CISL di aver consentito questo importantissimo approfondimento e al professor Cuda di essersi reso disponibile, e ci vediamo presto.